Sicuramente questo è un incontro molto importante, di stimolo per i ragazzi per quanto riguarda il tema della donazione degli organi, che è stato attuato in collaborazione da parte dell'ufficio scolastico territoriale con il Policlinico e che ha trovato il punto d'incontro in questo istituto Vaccarini che sicuramente attraverso la dirigente scolastica, la dottoressa Gemellaro, ha sposato sicuramente questa idea di far conoscere ai ragazzi il tema in maniera più approfondita. Devo dire che i ragazzi hanno risposto molto bene, oggi è segno di una maturità ovviamente che vi è in loro e di una ricerca di conoscenze, di informazioni che è basilare, importante per lo sviluppo ovviamente del loro futuro. C'è una importante collaborazione tra il Policlinico di Catania e il Provveditorato agli Studi di Catania in materia di formazione, soprattutto per argomenti così importanti che fanno leva su ragazzi che in breve tempo raggiungeranno, se non l'hanno già raggiunta, la maggiore età. L'informazione su questo argomento è un elemento fondamentale perché il numero di donazioni può aumentare soltanto se c'è una corretta informazione. Il mio intervento è finalizzato a informare i ragazzi su aspetti tecnici, capire quindi anzitutto che cosa significa morte encefalica e che cosa significa donare gli organi. Con questo percorso noi abbiamo deciso di entrare attraverso gli studenti, i giovani, all'interno delle famiglie e andare proprio alla base della società, che è la molla che fa crescere e fa andare avanti. Noi vogliamo anche entrare in questo mondo per diffondere quello che a Catania c'è, quello che al Policlinico dell'Università c'è un centro trapianti, c'è un centro trapianti che si occupa di tutte le fasi, dall'espianto al trapianto. L'espianto degli organi è un momento delicato perché c'è tutto un percorso delicato e bisogna correre contro il tempo, perché è difficile mantenere un organo espiantato in vita sino al momento di poterlo trapiantare.